4 posti assegnati al settore agricolo, 25 a quello alimentare e 186 al comparto non alimentare. Ad Agrigento è tutto pronto dopo il sorteggio di ieri per la ripresa del mercato del venerdì. Dopo 2 mesi e mezzo di stop scanditi da polemiche, tensioni e veleni, domani scatterà il semaforo verde nella nuova area interamente pubblica, sempre nella zona che ruota attorno allo stadio Esseneto. Abbiamo voluto a tutti i costi rideterminare quella che è la legalità in quel mercato, in particolar modo eliminando quelle che erano le illegittimità, e di conseguenza sotto questo punto di vista ci riteniamo orgogliosi perché abbiamo predisposto tutti gli atti affinché quell'area mercatale diventasse, oltre che un'area sicura per i pedoni, ma anche per gli stessi commercianti. Alcune associazioni di categoria, alcuni avvocati che difendono gli operatori commerciali hanno annunciato ricorso al TAR. Ecco, sarà una sfida che si trasferirà in altre sedi. È una sfida, fino ad ora abbiamo ricevuto delle diffide extragiudiziali che non sono delle sospensive del TAR, quindi rimangono tali fin quando non vi è un ricorso a tutti gli effetti. Valuteremo, per carità. Ma quello dei mercati rionali resta un tema di attualità, destinato ancora a fare discutere. Sono infatti in arrivo altre novità annunciate oggi dall'assessore Messina. Partiamo dal villaggio Peruzzo. Avrà la sua area mercatale con dei posteggi di 12x4, 10x4, 8x4 e 2x4, un'area mercatale nuova, totalmente nuova, e che darà sicuramente impulso commerciale a un quartiere nevralgico della città. E per quanto riguarda anche Fontanelle, lo spostamento dall'area mercatale esistente oggi alla piazza di Via Alessio di Giovanni. E adesso soffermiamoci sulla frazione di Villaseta, nella quale oltre al mercato tradizionale tornerà la fiera degli animali e quella della zootecnia. E un altro ritorno sarà il mercato degli agricoltori. Un mercato che dal 2009 ci si lavora e che io, grazie attraverso i collaboratori dell'assessorato e attraverso l'interesse del sindaco Zambuto, siamo riusciti a sbloccare. Dove pensate di collocare il mercato degli agricoltori? Il mercato degli agricoltori vorremmo collocare presso la Villa del Sole. E in vista dell'arrivo della stagione estiva, riflettori accesi anche sul commercio in aria pubblica a San Leone, argomento già agitato dai consiglieri Patti e Urso. Il sindaco si è già attivato e di conseguenza stiamo cercando di porre in essere tutte quelle condizioni affinché affinché la questione San Leone venga risolta nel più breve tempo possibile.